Scattano i sequestri dei furgoncini di chi raccoglie ferro vecchio nel veneziano. La professione, molto diffusa tra i nomadi da decenni, rischia di scomparire trascinando con sé circa 170 famiglie nella provincia che detengono la licenza per raccogliere e rivendere il ferro che altri buttano. Un gruppo di nomadi sinti-rom, ormai stanziali, stamane è andato a manifestare davanti al nuovo hotel di Mestre, dove è stato organizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia un convegno dedicato all'ingorgo giudiziario sorto sulla questione. Io al 12 di marzo 2014 ho subito un sequestro del mio automezzo, l'unica fonte di sopravvivenza. Proprio mi avevano tolto il pane di bocca. Allora qui i rappresentanti, qui loro fanno presto a parlare, a dire quello non può, di qua non può, questo di là. Però devono pensare anche che c'è moltissima gente che vive solo di questo lavoro qui, che hanno la famiglia, che hanno i bambini, hanno tasse da pagare, a parte luce, acqua, gas, affitto, bisogna pure andare avanti. La nuova norma richiede un'autorizzazione speciale per la raccolta di rifiuti ferrosi, oltre all'iscrizione alla Camera di Commercio. Però si scontra con il regolamento del Comune di Venezia, che da sempre sensibile alle famiglie sinti ormai stanziali nel territorio, consente loro di esercitare la professione con la sola licenza, tanto che il giudice ha dissequestrato il furgone. A me un giudice mi ha dato ragione, cioè che io posso fare questa attività su aree pubbliche, perché ho l'iscrizione anche a una Camera di Commercio. La palla ora passa a Roma, che dovrà legiferare con più chiarezza.